Gli incassi di dicembre per i ristoratori e i gestori dei locali padovani si fermano al 15 al massimo 20% dei guadagni che solitamente sono previsti nell'ultimo mese dell'anno. La stima viene fatta da Appe Padova, l'associazione di categoria dei pubblici esercizi. Durante i giorni da zona rossa i ristoranti restano chiusi, nelle festività dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. In questi giorni è consentito solo l'asporto o la consegna a domicilio. Quindi di fatto abbiamo gli incassi praticamente azzerati, i dipendenti che vengono chiamati al lavoro in minima parte e dall'altro lato i ristori promessi dal governo che coprono in maniera molto insufficiente quelle che sono le esigenze delle imprese per poter rimanere vive. Il rischio dunque è che non ci siano proprio guadagni. La situazione più critica riguarda chi svolge attività in provincia. In questo caso sono in molti che hanno già deciso di non lavorare perché i costi per il servizio delivery o per asporto sono troppo onerosi e non verrebbero coperti dalle ordinazioni. Certo che alcune attività o per tipologia di prodotti che servono o per ubicazione geografica, pensiamo ad esempio ai ristoranti della zona Colli, hanno grosse difficoltà nel sostituire quello che è il servizio normale al tavolo con il delivery, cioè la consegna a casa, o con l'asporto, perché sono difficili da raggiungere e anche loro stessi nello spostarsi verso le residenze dei loro clienti hanno delle difficoltà. Quindi abbiamo diverse attività, diversi ristoranti che hanno già deciso che per Natale rimarranno chiusi e anche per Capodanno.